Oggi vi porto con me al Bivacco Menegazzi. Mi trovo nell'Agordino e precisamente lungo la Valle dei Molini, che vede come punto di riferimento geografico il centro abitato di Gosaldo. Il Bivacco Menegazzi si trova a 1737 metri di quota, ai piedi della Croda Granda e del Sas d'Ortiga. Oltre a questa cresta rocciosa si trova la Val Canali, quindi siamo al limite estremo delle Dolomiti Bellunesi della regione Veneto con le Dolomiti del Trentino. Come punto di partenza di questa escursione che si snoda all'interno del sentiero 720 dovete tenere in considerazione il piccolo centro abitato di Faustin. Lo trovate lungo la strada che dalla Val Canali, quindi da Fiera di Primiero, sale verso Gosaldo, quindi alla vostra sinistra, e invece venendo su dall'Agordino, quindi dal versante opposto, dopo il centro abitato di Gosaldo e di Mis, sulla vostra destra troverete un'indicazione per il piccolo centro abitato appunto di Faustin. Però prima di giungere al Bivacco Menegazzi non manca ancora molto per arrivare a Casera Cavallera, che si pone leggermente più a valle rispetto al bivacco stesso. Purtroppo nuvoloni dispettosi che nascondono punti di vista verso il Sas d'Ortiga, la cima d'Oltro, e questo è un vero peccato, almeno per il momento. Ed eccomi quindi in Casera Cavallera a 1679 metri di altitudine. È di meno di un'ora il tempo di percorrenza per giungere in Malga Cavallera dal punto di partenza di Faustin. Lascio così Casera Cavallera, seguendo sempre la numerazione di sentiero 720 in direzione del Bivacco Menegazzi e di Malga Camp.
Ed è così una questione di una decina di minuti, dopo aver lasciato Casera Cavallera, giungere quindi al bivacco Menegazzi. Una serie di vette di campanili rocciosi che si innalzano al cielo da quote che vanno dai 2400 metri fino ai 2889 metri della Croda Granda. Ottimi spunti per escursioni primaverili, escursioni estive, che direttamente qui dal bivacco Menegazzi si allungano poi in direzione del Col di Luna, del rifugio Scarpa Gurekian. Lo scenario è sicuramente straordinario, sebbene la presenza di queste nuvole creino comunque un'atmosfera e un'alchimia veramente meravigliosa. E dopo il bivacco Menegazzi è arrivato il momento di rientrare a valle seguendo un sentiero secondario che mi riporta nuovamente in Casera Cavallera per poi ricongiungermi col sentiero 720 in direzione di Faustin. E dal bivacco Menegazzi è questione di una decina di minuti per giungere nuovamente in Casera Cavallera. Ed ora, come già detto, sul sentiero 720 si scende nuovamente a valle. Escursione molto semplice, molto facile, la si conclude arrivando al bivacco Menegazzi in meno di un'oretta e mezza, soste escluse, un dislivello di poco più di 400 metri e quindi adatta a qualsiasi tipologia di escursionisti e famiglie con prole al seguito comprese.